La preparazione che andiamo a effettuare oggi è il frico, una preparazione nata una volta per il recupero degli avanzi di formaggio, ma oggi è ben consolidato l'uso del montasio in varie stagionature. È una preparazione appunto a base di formaggio, si può fare sia morbida che croccante e viene servita esclusivamente o con polenta o con altri ingredienti della zona. Adesso andiamo a vedere appunto gli ingredienti di base: sale, montasio, cipolla, patata. Per prima cosa andiamo a preparare la polenta. Saliamo la nostra acqua bollente con un pizzico di sale e poi andiamo ad aggiungerci la nostra farina di mais, facendola cadere a pioggia, sempre mescolando con una frusta. Il quantitativo medio di polenta di farina per ogni litro d'acqua varia dai 100 ai 180 grammi, dipende dalla consistenza che si vuole ottenere alla fine. Ecco, mescoliamo bene fino a quando praticamente la polenta comincia a prendere consistenza e poi la portiamo a cottura mescolando di volta in volta o di tanto in tanto per almeno un 40 minuti. Andiamo ora a preparare il nostro frico. Prendiamo prima di tutto la nostra patata sbucciata e la andiamo a grattugiare. È importante che la quantità di formaggio sia pari a quella di patata. E poi andiamo a preparare invece la nostra cipolla tritata, non proprio tritata sottilmente, ma tritata grossolanamente. In questo caso ai friulani piace molto la cipolla, ma io direi che mezza cipolla è più che sufficiente. Andremo ora a cucinare il frico. Per prima cosa mescoliamo le patate con il formaggio, metà della patata con il formaggio, e andiamo a sistemare uno strato sulla padella calda. Copriamo bene il fondo della padella, ci mettiamo all'interno la cipolla, badando di metterla solo al centro, e poi ricopriamo con l'impasto di patate e formaggio e di formaggio solo sopra, schiacciando bene, diciamo, tutto il tortino. A questo punto si fa cuocere a fuoco dolce fino a quando avrà formato una crosta da una parte, poi lo gireremo e faremo formare la crosta anche dall'altra parte. Naturalmente adesso il frico che ha fatto la nostra crostina dalla stessa parte, la cosa più importante per girarlo è avere mano sicura, ben ferma e un colpo secco. Si effettuerà appunto la girata per poi fargli fare la crostina anche dalla parte opposta. Vedete, per diventare bello croccante il frico deve praticamente friggere nell'olio ceduto dal formaggio. Qui non è stato aggiunto nessun tipo di grasso, ma è proprio il grasso del formaggio che, sciogliendosi, fa friggere il formaggio e creare la crosticina. Vedete, il nostro frico è quasi pronto, adesso passeremo all'impiattatura. Ora che il frico è pronto, proprio per il discorso del grasso, avremo avuto cura di mettere su un tagliere o sul tavolo un foglio di carta paglia per assorbire il grasso in eccesso. Lo facciamo cadere proprio sul foglio in modo da perdere un po' del grasso che ha. Aspettiamo 5 minuti, poi lo porzioniamo e lo sistemiamo sul piatto. Bene, adesso che abbiamo pronti tutti i nostri ingredienti possiamo passare all'impiattatura. Tagliamo il nostro frico a spicchi. Diciamo che un frico di queste dimensioni va bene per 2 persone. Metteremo i nostri 2 spicchi sul piatto e aggiungiamo una bella cucchiaiata di polenta fresca. E buon appetito! Con questo piatto così goloso, con sapori di formaggio, polenta, tendenti al dolce, io abbinerei un refosco dal peduncolo rosso delle Grave del Friuli, che con la sua acidità creerà un'armonia perfetta per il palato.